con un pezzo reggae, attenzione, attenzione, Reggae dub. dove io mi cimenterò anche nel fatto di essere un po' DJ, se posso dire tutti, sono un po' il vostro DJ. Come si intitola questo brano? Si intitola Love Life. Che io traducendo dico, vuol dire ama la vita, come se Esatto, amate la semplicemente vita. ama la vita. Le cose belle della vita le scopriremo in questa canzone, non le diciamo subito, non facciamo spoiling come si dice, ma ascoltiamo, ladies and gentlemen, Mr. Eleven e Don Momo. Yeah. Love life, love life, Don Momo, Don Momo. Oh yes, love life, love life, love life, always, always, love, always, always, life, love life, love life, love life, love life. When I walk in my city, I'm very happy, I'm so happy. Because I'm not alone, and I walk with my brothers. And someone tells me, trust no one, trust no one. I smile with my brothers, because I love life, love life. Listen, if the new fashion is fear and racist, remember you can say, I love my brothers. If many people don't believe in integration, you smile with your brothers, because you love life, you love life. Love life. Don Momo. Love Life, Mr. Eleven e Don Momo. Avete fatto Grazie. una voglia di fare il DJ qua, con questa cosa qua che posso alzare, abbassare, fare. Infatti dire. sentivo che Io lo smannettavi. smanetto sempre, guarda, poi chissà in streaming cosa succede. Allora abbiamo in qualche modo accennato a queste due prime, aspetta, è partito tutto. Abbiamo accennato al fatto che diciamo ti sei anche ispirato a Celentano, che è il nostro, ma stiamo parlando di Mr. Eleven, però io vorrei scoprire com'è che vi siete conosciuti, quando è che avete incontrato Don Momo, com'è nato diciamo questo connubio? Quando è Ci l'incontro, siamo- quando è avvenuto? In pratica su YouTube ci siamo conosciuti. Ah, proprio come si fa È adesso. un'amicizia digitale la nostra. Esatto. Poi mi è andata E questa bene che eravate si è vicini, realizzata perché alla fine, sì, sì, sì. ho capito, perché potenzialmente uno poteva stare qui e l'altro diciamo che ne so, a Venezia, però ecco, sì. Sì, in un certo senso. Lui voleva andare a Venezia, infatti. beh, ma chi non vorrebbe andare a Venezia? Scusa, chi non vorrebbe andare a Venezia? Va bene. Allora, senti, il prossimo brano è un brano più gondoliere, più lagunare, In com'è? realtà no, è un È brano... sempre un reggaeton. No, è un brano più rappuso, però un po' una caricatura del rap, quindi una cosa
abbastanza tamarra, ecco. No, Io la definisco proprio questa cosa qua vanno tutti Direi che il termine è più azzeccato. Allora, abbastanza tamarro. abbastanza tamarro e mi sento a casa. Può essere anche che succeda qualcosa di strano adesso come lo faccio partire, ma no, spero di no perché mi sento anche un po' DJ. Ladies and gentlemen, abbiamo Mr. Eleven e Don Momo. Questa, se non sbaglio, è Non voltarti mai. Per tutti i figli troia nella zona, questo è il fottutissimo Mr. Eleven. Io alzerei un pochino. Lo senti, 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 lo senti. Scarica di adrenalina che sale lungo la tua schiena dorsale, non fa male, ti fa agitare, ti voglio urlare in aria, per aria, tutto intorno gira e varia. Che storia anche questa qui, vivo 11 giorni, un solo D. Sperimenti nuovi sentimenti, sensazioni che rimomba come i suoni in una stanza piena di eco. Ormai che sei arrivato fin qui, non puoi tornare indietro così. Se tu pensi che ci riuscirai, allora vai avanti e non voltarti mai. Senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba, lo senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba. Oi bo e mo che cos'ho, oi bo e mo che cos'ho, oi bo e mo che cos'ho, oi bo e mo che cos'ho. Un'immagine in testa che si manifesta in 3/4 d'ora, è sempre la stessa, però non mi stressa, anzi mi sprona, che roba, una voglia matta di far pazzire. Sono in botta ma pieno di energie, puoi correre verso l'infinito, saltare così in alto da toccare il cielo con un dito. Che figo, hai capito che ormai son partito, mi ferma, almeno una sperla, bella, sembra che ho vita eterna, l'unico modo forse per il presente di tua sorella. Senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba, lo senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba. Decisivo sospiro fino a raggiungere l'arrivo, non mi giro ma tiro avanti fino all'ultimo respiro. Non vivo come un divo, sono un tipo alternativo e ora vedrete che non mi fermerete per quanto tanto vi impegnerete. Sento una scarica lungo tutto il corpo che mi farebbe resuscitare nel caso fossi morto. E se qualcosa è andato storto, tanto trovo sempre qualcosa che mi dà conforto. Ormai che sei arrivato fin qui, non puoi tornare indietro così. Se tu pensi che tu ci riuscirai, allora vai avanti e non voltarti mai. Sì, 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 oh sì. E lo senti? Perché se non lo senti? Sei un poco sordo. Minchia. Senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba, lo senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba. Senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba, lo senti che suona, lo senti che suona, lo senti che suona, la senti sta roba. Hai sentita? Non l'ho sentita. Mr. Eleven e Don Momo qui al salotto. Grazie. Ragazzi, veramente
c'è da Celentano a Eminem, e poi lasciami dire, a questo punto ci possiamo mettere anche un po' di coppia all'italiana, Cocchi e Renato, un po' delle cose, no, perché non sarebbe, no, a questo punto me la vivo così. Allora chissà dove vi incontreremo, sicuramente in qualche spiaggia quest'estate, perché mi sa che state lavorando per quello, per fare una litoranea. Stiamo tour. già lavorando per il prossimo pezzo e video, chiaramente, visto che su YouTube Vi siete conosciuti su YouTube e su YouTube continuate a Siamo frequentare, così, è chiaro che YouTube è quello che vi lega di più. Allora, quindi per seguirmi su YouTube ricordiamo cosa bisogna fare. Allora, c'è il mio canale Mr11NC scritto MR11MC, da lì troverete il nostro brano che state per ascoltare. il Rinascimento. Il Rinascimento. E Esattamente. basta, il titolo finisce lì, non c'è più niente. Don Momo e Mr11, il Rinascimento. Il Rinascimento. Allora ragazzi, poche parole ma importanti, queste sono quelle che vi hanno detto Mr11 e Don Momo, e adesso ci ascoltiamo il Rinascimento. Yeah, 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 oh baby. Sono giorni che ormai ti penso, nella mia testa ci sei solo tu, il tuo profumo, baby, baby, sei dentro me. E se penso al tuo sguardo, quello che per te io provo, il mio cuore, baby, baby, non si ferma più, non si ferma più. Un infinito immenso, brucia come incenso quello che ho dentro. Senti come arde il fuoco della passione, vorrei trovare un poco la soluzione. Baby, io te quiero più che mai, più che mai, più che mai. Baby, io te quiero e tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai. Sono giorni che ormai ti penso, nella mia testa ci sei solo tu, il tuo profumo, baby, baby, sei dentro me. Sei mia, prendi la mia mano e andiamo via. Partiamo ed entriamo in una fantasia, perché in fondo chiedo solo di poter entrare nel tuo mondo. Baby, io te quiero più che mai, più che mai, più che mai. Baby, io te quiero e tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai. Sono giorni che ormai ti penso, nella mia testa ci sei solo tu, il tuo profumo, baby, baby, sei dentro me. E se penso al tuo sguardo, quello che per te io provo, il mio cuore, baby, baby, non si ferma più, non si ferma più. Oh, 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 yeah. Tu sabes cuánto te quiero. Reggaeton, reggaeton. Questa tipa qua mi sballa. Questa tipa qua mi sballa. Reggaeton. Don Momo. Questa tipa qua Mr11 desde Italia. Questa Italia, il Rinascimento. Baila con me baby, baila con me baby, baila con me baby, baila con me baby, baby baby baby, baila con me 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 baby, sé quello che tu quieres. Mordi queste labbra come baby da un bicchiere. Vieni con me sì, vieni con me no, e ancora il tuo sguardo mi mette KO. Desde Italia. Baila con mi baby,
Mister Eleven e Don Momo, grazie mille e veramente Grazie a te. anche a voi veramente in bocca al lupo per tutto e speriamo di ritrovarvi presto. Grazie ci mille. organizzeremo anche con delle coreografie a quel punto dei balletti, perché qua bisogna pompare su questa cosa qua. Grazie ancora a Mister Eleven Grazie e a Don voi. Grazie a Momo. voi. Ciao. Adesso un brevissimo